viviamo una crisi che è profondissima, una crisi economica, istituzionale, politica, sociale, ma questa crisi, questo quotidiano che noi oggi viviamo, questa contemporaneità, è frutto di una progettazione sbagliata che è stata fatta tanti anni fa. E quindi se non cominciamo a progettare oggi quello che sarà domani a livello di governance anche dei sistemi istituzionali e delle imprese, noi non ci arriveremo mai. Per questo quando sento dire la legge elettorale non interessa ai cittadini, oppure così come è costruito il Senato, la Camera, non interessa ai cittadini perché i cittadini hanno delle emergenze quotidiane, è vero, ma uno degli errori dell'Italia è aver fatto delle scelte per un consenso di breve periodo. Non abbiamo costruito niente, perché ci siamo sempre concentrati sulla prossima elezione, su quello che si poteva o non si poteva dire in funzione di quello che sarebbe successo da lì a pochi mesi. E così di fatto non abbiamo puntato su niente, non abbiamo puntato sulla ricerca, sull'innovazione, sulla formazione dei nostri giovani e ci accorgiamo adesso di quanto siamo rimasti indietro rispetto agli altri paesi. Allora va bene parlare di questo, va bene parlare a fianco per parlare di agricoltura, va bene immaginare che tipo di governance per l'agricoltura. Ci servono ancora le commissioni agricoltura di Camera e di Senato? Sinceramente non lo so. Perché tanto buona parte del lavoro lo facciamo con la Commissione Ambiente, lo facciamo con la Commissione Finanze, lo facciamo con la Commissione Lavoro. Se non è sufficientemente forte l'agricoltura da affermarsi, allora bisogna ragionare con gli agricoltori. Ci servono ancora due Camere, il Senato e Camere, ci serve ancora il bicameralismo? Secondo me no. Questo ping-pong è come giocare a ping-pong, la pallina va da una parte all'altra, tutte le volte che attraversa la rete cambia di colore e quindi non capisci più niente. E ci mettiamo degli anni per avere una legge. E quando c'è viene cambiata. Ed è talmente complicata che ci aggiunge un regolamento, poi un altro regolamento, poi la regione la prende, la modifica, poi una volta ci sono anche le province e poi anche i comuni. E certo, va cambiato tutto. Va analizzato, come stiamo facendo come insieme, va messo tutto in discussione, comprese le organizzazioni di rappresentanza, va messo in discussione tutto e va visto se la cassetta degli attrezzi che noi oggi abbiamo a disposizione è ancora adeguata a ciò che ci serve. Io credo di no. Credo che molte cose sono in più, credo che molte cose devono essere fatte in maniera diversa, credo che ci dobbiamo dare